quasi 10 mesi. Mi stanno portando di mese in mese. Comunque sono a casa di un'amica un paio di mesi che mi ha ospitato e i servizi sociali sanno tutto e non mi danno questa casa. Io non riesco a capire. Mi portano a quando non ci sono le chiavi, a quando mi deve fare il contratto, a quando mi deve fare il mandato. Io sono pronto a trasferirmi assegnatario, cioè sono sesto in graduatoria, sono anche disabile al 100%. La casa è buona, io non ho mai chiesto un soldo, voglio solo la casa. Poi tutto il resto me lo risolvo io. Pronto a firmare il contratto, se mi danno questa benedetta casa. Il problema dice una volta che non c'ho le chiavi, una volta che manca, deve fare il mandato, una volta non lo so. È sempre gurri gurri questa signora, io vi parlo in sardo, tanto la TV è sarda. È sempre gurri gurri questa signora, e un giorno non mi riceve, un giorno la chiamo e mi mette, non, butta giù la linea, oppure il telefono dice che sta parlando con un'altra persona, invece non è così, lo sa che sono io, vede il numero e chiude. Esasperato anche molto, mi hanno fatto uscire fuori di testa. Quindi sto prendendo anche dei farmaci per stare calmo. Io mi auguro che mi diano, perché sono fuori casa,